Noi lo aspettiamo con buone notizie sicuramente, perché oggi quello che chiede il Veneto è quello soprattutto di dare un'apertura e una boccata d'ossigeno in termini operativi. Se viene per le imprese e per il popolo delle partite IVA ovviamente darà le indicazioni in merito. Io come vicepresidente e come assessore al bilancio auspico che Renzi arrivi in Veneto dicendo che taglierà e aprirà questi balzelli del patto di stabilità per cassa in modo tale da poter usare in modo fruttuoso quel 1,1 miliardi che la Regione oggi ha nelle proprie casse e non può spenderli per pagare per esempio le prestazioni e i servizi che imprese venete hanno già erogato. Auspico che insomma il Presidente Renzi arrivi dicendo allarghiamo le maglie in modo tale che la Regione possa pagare in tempi rapidi, in tempi certi le nostre imprese e dare una boccata d'ossigeno. È un segnale importante innanzitutto di attenzione e di ascolto nei confronti del mondo dell'impresa e del mondo del lavoro, quindi ci saranno tante tematiche ma soprattutto anche tanto da raccontare sulla base delle riforme, delle iniziative che questo governo sta portando avanti proprio sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo.